Michele Grossato, manca solo l'ufficialità, comunque ormai i numeri sono fatti, una percentuale buona, ottima. Un bel successo per una lista che ci credeva, ci ha creduto e soprattutto dà un esempio a tante altre liste che potrebbero nascere con questo centrodestra unito. Sì, il centrodestra unito funziona e abbiamo visto qui i risultati. Mi aspettavo una vittoria ma non così schiacciante. Adesso noi siamo stati accusati di queste passerelle politiche, però noi adesso andremo anche a bussare alle porte dove i politici sono venuti a sfilare, perché Rosolina ha bisogno di dare subito dei segnali forti e siamo pronti, insomma, siamo pronti tutti quanti insieme alla mia squadra. Ecco, tante le cose che l'aspettano da domani. Lei ha preso un impegno soprattutto per riqualificare il paese dal punto di vista anche architettonico, urbanistico eccetera, e poi c'è lo scoglio importante di Rosolina Mare. Primi 100 giorni? I primi 100 giorni, sicuramente da domani andrò a conoscere i dipendenti comunali, anche se li conosco tutti, a salutarli. E poi inizieremo subito con una roadmap precisa, perché la stagione turistica 2022 è già alle porte, perché bisogna già ragionare per il 2022. E poi i lavori pubblici, dobbiamo subito cantierare delle cose importanti, che è qualcosa l'assessore aveva già predisposto, e subito 100 giorni di lavoro subito immediato. Ecco, lei è stato un grandissimo presidente della Proloco per molti anni e quindi lascia un'eredità importante. Quanto sarà importante un presidente come lei in Proloco? Sicuramente la Proloco ha dato tanto aiuto all'amministrazione uscente. Spero che anche questa amministrazione che entra, al di là che sono tutti amici e il direttivo adesso farà le elezioni del nuovo presidente, siano sempre un braccio importante, un braccio strumentale dell'attività dell'amministrazione comunale. E so che sono persone valide, persone che danno del tempo e del volontariato insieme alle altre associazioni di Rosolina, e perciò ci saranno tutti d'aiuto. Grazie, buon lavoro. Grazie.